Allora vorrei invitare l'assessore alla cultura Silvia Savi, che deve consegnare una targa al professor Tomasovic, se viene qua davanti, per il suo grande lavoro che ha svolto durante il post-terremoto. Convegno Friuli ringrazia e non dimentica al professor Mia Tomasovic nella ricorrenza dei 50 anni del sisma del 1976, in segno di ringraziamento per il contributo nella ricostruzione del Friuli Venezia Giulia dato attraverso il gruppo A. Grazie. Bene, grazie, un applauso per questo grande lavoro che ha svolto nella primavera-estate 1976 e naturalmente il grande contributo che tramite il suo programma POR ha dato a tutti i professionisti della nostra regione per fare i calcoli delle murature armate. Grazie di essere venuto con noi. Io vorrei concludere con un fuori programma, con una testimonianza molto toccante da parte di una persona che ha vissuto quella notte del 6 maggio e che è rimasto sotto le macerie nella caserma Goi Pantanali di Gemona. Lo avete visto muoversi questa sera qui nella sala ed è il nostro fotografo Sergio Ioan. Vorrei che tu venissi qui e tu mi hai raccontato, un applauso a lui. Quando ci siamo visti poco tempo fa a Cividale, quello che hai affrontato, eri soldato di leva, ci vuoi dire due parole a riguardo? Buonasera a tutti. Allora, premetto che mi viene ancora l'emozione perché non sono abituato a queste cose qui. Ad ogni modo ricordo che di quel 6 maggio che era stata fatta una prima preparazione per il campo estivo. Quindi noi alle 5 del mattino siamo partiti da Gemona, dalla caserma Goi Pantanali, e siamo andati sopra il Quarnan praticamente, che era la montagna sopra. Era una giornata molto calda, molto afosa, aveva tantissime energie, però alla fine, quando siamo rientrati in caserma, siamo tutti cercato di rinfrescarci un pochino, una doccia e mangiare subito qualcosa, perché il giorno dopo alle 5 del mattino saremmo tornati nuovamente a fare la seconda giornata della preparazione. Succede che io alle 9 dormivo già e questa situazione qui era per me è stata allucinante, ossia alle 9 pensavo mi venissero a sbrandare i ragazzi del terzo 75 Carni nei Vecchi, e invece la situazione era ben diversa. Quindi così ho guardato verso il soffitto e ho visto praticamente che c'era già iniziata la prima scossa e le prime screpolature sul soffitto. Mi è venuto di mettere i pantaloni, scalzo come ero, ho cominciato a correre. La luce era ancora accesa, mi ricordo con la prima scossa, ma quando è arrivata la seconda è stata sussultoria e praticamente è frenato tutto. Io mi sono trovato completamente disteso per terra senza rendermi conto da che parte era l'uscita o meno, e l'unica cosa che ho sentito, ho messo le mani sopra di me per capire, perché cercavo di capire com'era la situazione, e c'erano delle travi che mi faceva da ponte, quindi mi ha coperto da tutte le macerie che venivano giù. Un mio amico che era vicino a me ha acceso un fiammifero e l'unica cosa che si vedeva era un lumicino così, perché era tutta la polvere che scendeva. Dopo una ventina, 20-25 minuti sono arrivati i primi soccorsi, ho individuato dove era l'uscita e la prima cosa che ho notato è che si erano già organizzati mettendo i camion sulle macerie per vedere
cominciare a capire dove andare a scavare. E da lì abbiamo cominciato, ho passato la notte intera a scavare anch'io con le mani, così come quello che avevamo, e poi da lì abbiamo cominciato a fare praticamente un aiuto a tutte le famiglie, a tutto il discorso, tutte le persone che erano Gemona, Montenas e così via. Non voglio prolungarmi oltre perché la nazione mi prende. Grazie Sergio. Voi vedete questa foto e quando era a servizio di leva Sergio ha fatto l'indomani e lui è uscito da quel buco a sinistra che vedete in questa fotografia. Purtroppo il suo amico non ce l'ha fatta, sono morte 33 persone, purtroppo tutte giovani, in questa caserma di Gemona. Siamo arrivati adesso, grazie anche della tua testimonianza, è stata molto molto toccante. Siamo arrivati alla conclusione di questo convegno, spero che sia stato di vostro interesse e di vostro gradimento. Un grandissimo ringraziamento ai nostri ospiti, da Tomasevic a Zeraic, a Di Bernardo, a Visintini e a Floramo, che hanno accettato il nostro invito. Grazie anche all'assessore Samia Savi che ci ha ospitato in questa straordinaria sala. Grazie di essere stati con noi.